Juventus Bologna, partita vinta dalla monnezza delle persone, Juventus, anche se in questa partita non è che ha rubato così tanto, non è che ha rubato tanto, dopo da un bel po' di anni che la Juventus non ruba, passa maglietta ma giusto, non la rubo più, vabbè. La Juventus non è che ruba più, ma aspetta tu, perché la Juventus ha appena soffermato Case, ne ha rubati più. Vabbè, chiudendo l'argomento rubare, tra l'altro ci sa coscia, mamma mia, sangue a tutto parte, non posso credere. Vabbè. Io vi saluto, bella a tutti ragazzi, belli di un nuovo video, cercato Batman napoletano. Come state? Giù, spero tutto bene. Allora, in concomitanza vorrei dire la partita della Juventus sta giocando il PSG che sta perdendo 1-2, però non vorrei dire una stupidaggine, ma hanno già dovrebbero aver vinto già il campionato, non vorrei dire una scemità. Vabbè, Juve Bologna 2-0. Grazie al gol di David si sblocca la partita. Poi non mi ricordi chi ha fatto il secondo gol. Poi se dopo mi viene in mente, mi è venuto in mente. Si chiama, ce ne hanno visto dopo McTominay e Pulisic, mettiamo pure Cialanoglu e Barella. C'è uno dei 5 6 più forti quest'anno, cioè più forti in Serie A. Lui dovrebbe essere anche uno dei migliori giovani, è fortissimo. La mia classifica dei centrocampisti più forti sarebbe McTominay, Nico Paz, Barella, Cialanoglu, Kiss, Thuram, Frentonam e poi basta. Vabbè. Comunque, Juventus che si è meritato di tanto è finita pure PSG, vabbè, non ci dilunghiamo troppo. Juventus che ha dominato letteralmente il Bologna, non è che non l'ha accisa, di più, solo che voi sapete benissimo che io come penso. Se tu vinci la partita con più di 2 gol, abbiamo visto col Napoli, vuol dire che tu ne hai giocato proprio quando tu fai più di 2 gol. Sembra, non so, Burundi, Sassuolo fa 2-0 a Burundi, vuol dire cosa Sassuolo non hai giocato proprio, perché a pigliare il gol, ma anche di più, 2, 3, 4 gol, hai fatto una schifezza di partita, sinceramente. Poi sinceramente la città ma sono arrivato dopo il gol di Kefren, la città che Camo hanno chiuso, questi capelli tutti scongiurati, vabbè, l'hanno chiuso, poi si spegne, poi sono chiuso a farmi fare sì, tra l'altro mi manca ancora religione e come si chiama geografia, vabbè. Vai giù, c'è la Juventus che come la Lazio ha fatto ieri al Napoli ha messo due palloni in testa al Bologna, come ha fatto ieri la Lazio al Napoli. Vabbè, non ricordiamo la partita di ieri perché se no un cazzo non la finisco più. La Juventus stava facendo un bottino di partite, non vorrei dire una scemità, non mi ricordo quante partite ha vinto, però dovrebbe essere 2 o 3 partite. E questo. Io vi saluto ragazzi, scusate se non ho parlato tanto della partita, però oggi sto dormendo veramente. Sto facendo la tesina, mo la vado a finire di fare, cioè sto da 2 settimane, 1 o 2 settimane
fino al mezzanotte e mezza davanti al computer, veramente a studiare, a studiare, a studiare. Vabbè, ci voglio lasciate like e iscrivetevi al canale, con me fatelo per me,